Take me. Spero che funzioni, non so, spero qualcosa ha detto. Ha usato il termine spero, l'avete sentito spero? Allora fai così, io e te domani abbiamo un appuntamento, cioè ci vediamo qua al corso alle 9, giusto? Inizia alle 9, dimmi, ci vediamo domani alle 9. Spero di arrivare puntuale. Se io le dico spero di arrivare puntuale, che messaggio do a lei? Peggio ancora, che messaggio do a me stessa? Nel dire spero, le do un messaggio di forza? Le do un messaggio di energia? Posso farvi vedere una cosa che vi interesserà? Vieni. Switch un secondo. Adesso vi faccio vedere questo. Ok. Allora, vieni qui. Secondo voi le parole hanno una loro vibrazione? Certe parole hanno un'incisività diversa rispetto ad un'altra? Ok, guardate. No, ti chiedo di tirare sul braccio così. Faccio, ok, mi aiuti, mi fai da, chi è che mi fa il balletto? Vieni. Grazie mille. Grazie mille. Osserva. Sono i test kinesiologici, lo faccio col braccio perché è più visibile a tutti. Cerca di mantenere il braccio bello su e io cercherò di abbassarlo. Allora, mi dici prima, tolgo ogni campo elettromagnetico che si può formare. Dimmi, sono Moira. Concentrati. Ok. Sono Genoveffa. Sono Genoveffa. Perché sei debole? Lo Perché non senti? ci credo. Quando diciamo una cosa falsa, il corpo perde forza. Quando diciamo una cosa che non è reale, il corpo perde. Non attenti che un mio collaboratore in Italia faceva i test ai nipotini per vedere chi combinava le marachelle rispetto e beccava. Vi prego, usatele in modo etico le cose che vi insegno. No, è vero, I due nipotini, uno dei due aveva rotto la tenda, sapete presente le tende ci sono d'estate per parare il sole, riparare dal sole. Bimbi erano 11-9 anni, si davano la colpa a vicenda, con i test lui ha beccato chi dei due era stato. E adesso quando combinano qualcosa dicono zio testami, se sanno che non l'hanno combinata loro. Se stanno zitti allora, ok, non sono testabili, vai. Spero di riuscire ad applicare quello che imparo. Spero di riuscire ad applicare quello che imparo. Vieni bello? Vai. Notate? Posso riuscire ad applicare ciò che imparo. Posso riuscire ad applicare ciò che imparo. Perché? Funziona? Allora, se volete vi faccio capire quali termini evitare di usare. Guardate, devo riuscire. Devo riuscire. Il devo è un'imposizione. Guardate sul devo. Cerca di stare più dura che puoi, vai. Devo riuscire. Non ce la fa. Voglio riuscire. è già più dura. Posso e scelgo di riuscire. Posso e scelgo di riuscire. È il più duro di tutti, noti? Allora, eliminate il devo, se potete usare anziché voglio, utilizzate il termine spero via, scelgo e posso. Guardate anche spero. Spero di riuscire. Vai, spero. Spero. Un dito. Capite? I termini impattano. Posso chiedervi durante tutto il weekend di eliminare il termine spero? La parola spero vi dà certezza, sicurezza, centratura o spero è forse? Andate sul vocabolario a vedere cosa significa spero. La programmazione della linguistica insegna anche l'utilizzo dei termini ed eliminate anche il non, perché se io vi dico non pensate al cibo preferito, attenta a non entrare in quel vortice. Ok, grazie mille, grazie.